Bene, eccoci insieme anche oggi, sempre alla ricerca di eccellenze dal territorio. Stavolta ci trasferiamo nel Veneto orientale per raccontare anche una bella storia. Lì opera la cooperativa Agromania dal 2017 e ospitiamo Franco Menazza, che è il presidente di UGC, Unione Generale Coltivatori, venuto a presentarci questa realtà specializzata nella coltivazione e nella trasformazione del melograno. Allora, la storia è questa: nel 2010 alcuni pionieri hanno cominciato a piantare il melograno anche dalle nostre parti. Oggi alla cooperativa aderiscono dei coltivatori del Veneto orientale, della Basso Friuli, anche della provincia di Padova. Allora, prima informazione, visto che adesso insomma, il melograno da qualche tempo è diventato anche un frutto di moda. Questo è un melograno di razza di cultivar, scusa, Wonderful, che è una cultivar di provenienza americano-israeliana. Esatto, americana, sì. Ecco, ma il melograno ha anche una sua nomenclatura. Allora, il frutto si chiama? Il frutto si chiama balausta. La balausta è il frutto tipico del melograno ed è composta da una serie di settori separati da una pellicola interna e ogni settore contiene praticamente gli arilli. Gli arilli sono i classici semini, quelli esatto, che abbiamo... Esatto. Ecco. Per noi l'arillo è un prodotto importante, prezioso, perché all'interno dell'arillo c'è il succo del melograno e c'è il seme del melograno. Prima domanda di uso comune. Del melograno, quando lo mangiamo tutto, seme compreso? Allora, del melograno in teoria potremo mangiare tutto in maniera o diretta o indiretta. Oggi noi lavoriamo per fare la produzione di succo di melograno e con una serie di trasformazioni possiamo eventualmente immaginare di utilizzare anche, ma non è solo immaginazione in realtà, anche la buccia del melograno e il seme per finalità diverse. Ecco, la genialità, se mi permette, la vostra operazione sta non solo nell'aver deciso di investire sul melograno, ma anche nella trasformazione del prodotto, perché voi avete addirittura creato dal nulla la macchina che serve a spremerlo. Sì, allora abbiamo deciso, a differenza di tanti altri produttori, di non schiacciare il succo di melograno, ottenere il succo di melograno direttamente dallo schiacciamento del frutto intero, ma di separare gli arilli dalla scorza, dalla buccia di melograno, perché quest'ultima ha un effetto astringente. Quindi noi volevamo rendere un po' più puro il succo di melograno. In questa maniera ci siamo costruiti una macchina che separa l'arillo di melograno dalla buccia del melograno. Una volta separati utilizziamo il prodotto in maniera diversa. Ecco, quando poi lo spremete, voi la definite una spremitura leggera. Sì, esatto. Sì. Perché in realtà riuscite a spremere la parte gelatinosa del frutto, sì, lasciando intatto il seme. Esatto, sì. Veramente... niente di straordinario, però insomma. No, certo, ma se uno pensa a quanti semi ci sono all'interno di un melograno, riuscire a spremere solo la gelatina. Sì, sì, sì. Allora, era importante per noi appunto separare l'arillo del melograno dal resto della balausta. Per questo motivo abbiamo costruito questa macchina, la quale ci consente di separare i due prodotti lasciando integro l'arillo del melograno. L'arillo del melograno dopo passerà in una sorta di pressa, che è quella che si usa anche in viticoltura, che fa una pressatura leggera, quindi non tale da schiacciare anche il seme. Siamo arrivati a questo risultato. E poi riuscite a separare il seme dal... Sì, certo, la macchina è molto semplice. Abbiamo fatto questo perché in realtà siamo partiti facendo degli errori, perché per noi è una cultura sperimentale, utilizzando una macchina che schiacciava anche il seme. Ma la sostanza che ne usciva alla fine era talmente densa, talmente ricca di oli, che rendeva il prodotto non gradevole. Abbiamo pertanto deciso di separare in maniera netta e distinta il seme, che utilizziamo in altre maniere, dall'arillo, dal succo che utilizziamo per fare questo prodotto. Ecco, le parti del melograno in quanti modi possono essere usate? Abbiamo capito, la gelatina, diciamo dire, il chicco, sì, uno lo può mangiare come qualsiasi frutto. Esatto, sì. Dopodiché dalla gelatina si può estrarre il succo, come fate voi. Sì. Dal seme, il seme a cosa serve? Allora, come può essere utilizzato? Allora, il seme noi lo possiamo utilizzare soprattutto per ottenere dell'olio. Se da ogni singolo seme otteniamo una goccia di olio,
la sommatoria di tutti i semi che vengono ottenuti e prodotti dalla coltivazione del melograno, ricordo che noi dalla bibliografia, da un ettaro di melograno possiamo ottenere circa 400-450 quintali di melograno. Noi in realtà non vogliamo spingere così tanto la coltivazione perché la vogliamo fare in modalità ecocompatibile. Fra i nostri soci abbiamo anche aziende agricole che sono biologiche o addirittura biodinamiche, per cui vorremmo ottenere un prodotto che dal punto di vista qualitativo e anche ambientale sia un prodotto che meriti il peso che ha. Del seme quindi noi ne possiamo estrarre dell'olio che può essere utilizzato non molto per usi alimentari, a meno che non venga raffinato in maniera adeguata, ma può essere utilizzato dal punto di vista cosmetico, quindi in creme e quant'altro. La buccia viene riutilizzata? La buccia viene riutilizzata, abbiamo già fatto delle sperimentazioni per estrarre alcuni principi attivi dalla buccia che possono essere utilizzati dopo per fare capsule o possono essere reimpiegati magari all'interno dello stesso processo produttivo. Cioè, l'unica cosa che immagino sia scarto sono i filamenti interni, quelli che servono a tenere unito il frutto. Quelli sì. Alla fine il residuo della buccia viene utilizzata per fare o tisane, oppure opportunamente trattata, oppure può essere utilizzata come concimante o come ammendante chimico per il terreno. Alcune qualità ce le ha già anticipate, ma quali sono le caratteristiche del melograno? Perché consumare melograno? Allora, il melograno è un frutto utilizzato da sempre, da molti anni a questa parte, da secoli direi a questa parte. È descritto anche nella Bibbia l'uso del melograno presso il popolo ebraico. È un segno di prolificità, la pianta di melograno viene messa a dimora veniva messa a dimora in ogni famiglia dove nasceva un figlio, ma l'uso principale è perché è ricco di antiossidanti e di antociani. Ha una grande concentrazione di vitamina C, ma la vitamina C, a onor del vero, esprime tutta la sua valenza nel momento stesso in cui consumiamo il succo di melograno fresco. Nel momento stesso in cui questo succo di melograno subisce un processo di conservazione, la vitamina C è fotolabile e termolabile, per cui decade con una certa percentuale. Questo vale per qualsiasi succo di frutta? Vale per qualsiasi succo di frutta, perché la vitamina C ha questa caratteristica. È ricco di antociani e di antiossidanti, quindi libera il nostro sistema venoso, soprattutto arterioso, dalla presenza di radicali liberi, che sono per antonomasia quelli radicali che ci creano problemi di ipercolesterolemia e eccesso di grassi nel sangue. Quindi fa bene per la circolazione, ma ho letto fa anche bene per combattere l'acne, ad esempio. Fa bene per combattere l'acne. Immagino quello in crema, probabilmente. Sì, è una crema. La radice può essere utilizzata come vermifugo. Ci sono alcune proprietà che il frutto di melograno ha e che non si sostituisce a un medicamento, naturalmente non è una medicina, ma è una pianta che coadiuva sicuramente un comportamento corretto dal punto di vista alimentare. Lei ha ricordato come il melograno sia ricordato anche nella Bibbia, esatto, quindi insomma sì. Esiste da qualche tempo. Da qualche tempo. Però devo dire, si parla di melograno solamente da un paio, 2 o 3 anni. Cosa è successo? Che fino a 2 o 3 anni fa era un prodotto di nicchia, certo. Un po' come il fico d'India, voglio dire. Improvvisamente oggi uno va al bar, trova cartelli succo di melograno. Esatto. Spremuta. È successo che è nata Agromania, che è pubblicizzata, questo è chiaro. Chapeau, ma forse alla Mezzia Terme è un po' difficile. Esatto. È vero che comunque tutta la questione melograno è iniziata alcuni anni fa, quando dei colleghi agronomi siciliani si sono trasferiti in Israele e lì, con l'ausilio di alcuni ricercatori israeliani, hanno importato la coltivazione del melograno anche in Italia, soprattutto nella zona di Puglia, quindi Puglia e Ragusa, Trapani, Sicilia. Quindi da quell'esperienza ne sono succedute delle altre. Molte aziende agricole del territorio siciliano hanno messo piante di melograno, per cui si è creato un eccesso di un'offerta. Questa offerta in qualche modo doveva trovare risposta da parte del consumatore, per cui è iniziata una campagna di promozione e di sensibilizzazione verso l'uso del melograno. In questo ha contribuito non poco anche il compianto professor Veronesi,
il quale ha molto sponsorizzato l'uso lui era un vegetariano, molto sponsorizzato l'uso del melograno come pianta proprio per riuscire a ridurre il tasso di colesterolo nel nostro sangue. E da lì è stato un turnover che si è succeduto nel tempo. Lei, onore al merito, è un po' il deus ex machina dell'operazione Agromania. Ecco, perché ha scelto il melograno? Non poteva proporre agli altri soci la prugna piuttosto che qualche altro frutto più semplice, sì, certo, con un mercato assicurato? Certo. Allora, abbiamo scelto il melograno per diversi motivi. In primo luogo perché c'è stata una esplicita richiesta da parte dell'industria farmaceutica di avere del succo di melograno di produzione locale. Alcune imprese farmaceutiche oggi propongono del succo di melograno di importazione. Il melograno è una pianta del Medio Oriente, per cui in Iran, in Turchia, in Israele, in Egitto, in India appunto si fanno molti melograni e quindi si producono anche dei succhi. Questi succhi vengono concentrati e vengono portati in Italia. Una volta arrivati in Italia vengono ridiluiti e proposti al pubblico. L'industria farmaceutica voleva un prodotto territoriale, locale, è un po' come è successo anche con le piante officinali. Le piante officinali l'industria le cercava verso l'estero, dopo per diversi motivi che non è il caso qui di ricordare, ha deciso di puntare sulla produzione locale. Quindi l'industria farmaceutica aveva chiesto a una nostra socia, molto attenta da questo punto di vista, del succo di melograno. Questa si è attivata e nel mio giro diciamo, periodico presso le imprese... Lei è un agronomo? Sì, sono un agronomo. Ho conosciuto questa signora e da qui è nata l'idea del frutto di melograno. Melograno perché quando è nata l'idea non aveva concorrenza, avevamo un prodotto unico sul territorio con gradite e grandi opportunità commerciali e l'obiettivo era quello di produrre qualcosa che consentisse di dare delle risposte anche alle aziende agricole del territorio di piccole e medie dimensioni che in qualche maniera avrebbero vissuto da lì a qualche anno difficoltà economiche legate ai contributi politici europei. Grazie, complimenti all'idea e voglio dire, all'operatività di Franco Menazza, che ricordo essere il presidente di UGC, Unione Generale Coltivatori di Venezia. Complimenti alla cooperativa Agromania per l'idea. Loro hanno sede a Portogruaro, centro operativo a Fossalta di Portogruaro, esatto. E raggruppano una trentina ormai? Sì, ormai siamo quasi una cinquantina. Una cinquantina di produttori di melograno veneto e del Friuli. I produttori appunto rientrano nelle province di Venezia, Veneto Orientale in particolare, Basso Friuli e anche la provincia di Padova. Assolutamente sì. Grazie. Questa si chiama Wonderful, il frutto si chiama Ballausta e i semini si chiamano Arilli. Grazie, perfetto, ci siamo presentati. Alla prossima. Arrivederci.